Guardi, signora Rosa, sì. Nella vita Sì. si dice che fu Noè che campava 700 anni e sempre imparava. Beh, nella vita Si impara sempre. Gli esami non finiscono mai, si dice, si certo. dice. E si impara e sempre. più scuri mezzanotte non può fare. Questo non c'entra. Però va bene, suona bene. Però va bene, però suona bene. Si Chi intona. fa da sé fa per tre, Sì. tranne una cosa, poi per il resto funziona. Va bene, perché significa che si adopera uno e parte di. Sì. Signora Rosa, Sì. le devo fare una confidenza. Me la faccio. È succeduto con paesi. So. 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 A Ciucundaro già? Che cosa ha detto lei? È succeduto. So. Ma contasse lei. Ma cosa vuole raccontato da me? Io Lei non dice- so niente. Allora perché mi dice so. È successo, no è succeduto, è successo. Va bene, siamo in estate. Ma che vuol dire che siamo in estate? Siamo in estate e parliamo così come viene. Va bene. Ora queste ragazzine che vanno a scuola, che hanno appena finito la scuola, imparano da insieme, trasmissione televisiva, che si dice succeduto anziché Va bene. si dice successo. È successo Oh. a paesi tempo fa Bravo. che un giovane Sì. si innamorava di una giovane. E fino a qui è tutto molto bello, Molto bello e molto normale. Sì. Questo amore dei giovani verso di Ida che non era cambiato. E allora Ida ci pigliava una specie di esaurimento, ci pigliava una specie di depressione, Sì. che si fissava, quando non c'è peggio, quando i mascoli si fissano con la femmina. Lo so. E questo qua per Io lo so bene perché mi risulta che anche lei, quando si è innamorato di Crocifissa, ha avuto una depressione violenta. Sti minchiato che ce l'ha raccontata lei, scusi. Ma come? Mi perdoni, Ma scusi, ma se sono dopo un 27 signorino. anni, ma se dopo 27 anni siete ancora insieme? Ma perché siamo una coppia all'antica che non ci vogliamo separare per non dare un dispiacere A chi? a chi? Alla figlia, alle cose. Stava dicendo a quella gioia di figlia, lo dica. Per quello, perché. Vabbè, comunque insomma, Basta, succede che quando uno si innamora perde la testa. Ci unisce risentimenti. Sì, può succedere. Ci unisce risentimenti, ha fatto una cosa che non doveva fare, Cioè? e che ha cercato di rapirla, Anche. da struppiarla, da farla. No, questo non si fa. Nessuna depressione può mai giustificare atti violenti nei confronti di una donna, ma nei confronti di nessuno. Nel nome dell'amore, che significa? Non si fa. Basta, lo hanno mandato per 3 anni al manicomio criminale di Barcellona. Sì, vabbè. Barcellona, non da Spagna. Sì, Pozzo di Gotto. Usate? Sì. Sapete tutto cose. So tutte cose, scusi, vabbè. Ma basta vivere su questa meravigliosa isola. È una puzza di scienza. Come si dice? È un puzzo senza fondo. No, non puzza, casomai un puzzo. Un puzzo. La puzza no. Quella è femmina, quella è maschio. Sì, vabbè. Non è che quella è femmina e quella è maschio, quella è puzza, è puzza. Questo è pozzo o puzzo in siciliano, ed è un puzzo. Ma scusa, allora io quando ero piccerita a scuola c'era un compagno mio del banco che ci faceva, tuo papà che mestiere fa? E io diceva, fa puzza. Che vuol dire fa puzza? Allora non faceva feto, scavava le puzze. Certo. Fa puzza in siciliano. Vabbè, guardi, gli fate un applauso così se lo dimentica. Fategli un applauso. Io la devo prendere, come si dice dalle nostre parti, col buono, perché altrimenti non ne usciamo fuori. Vabbè, allora io, sì, che sono un uomo all'antica, di pasta antica, sì, ci vado a trovarlo ogni tanto a quest'uomo che è là. Sì. Io sono arrivato là. Sono arrivato. Voce dovrebbe essere. Bravo. Dove essere? Coppola. Da non confondere? La famosa coppola d'Ozzo Vicento, che quella è un'altra cosa. Così facciamo un ripasso e lei se lo ricorda, perché altrimenti lei non impara mai. Arrivo a Barcellona, che Barcellona P.G. Esatto. Arrivo davanti a questo ospedale, sì, e c'era tutto il parcheggio chino di macchine. Sì. Per parcheggiare la macchina non c'era dove metterla. C'era tutta la confusione. Sì, tutto il caos. Confusione. Sì. Confusione, basta, c'era la scarpata, c'era una specie di burrone, e c'era in bunda a scarpata c'era un albero, sì, e io mi feci un calcolo che tra l'albero e la scarpata la mia macchina ci traseva, precisa. Sì. Perciò feci un poco di attenzione, perché se ti esci di carrota
finisce da sotto, chiaro. addio, certo. o funerale all'Eterio, Sì, gli duca chiangio, Ma guardi che io le voglio bene, io le voglio bene, quindi lei deve stare attento, Io devo stare attento a quello che fa. devo stare attento. Sì. Basta, mise sta macchina Sì. tra l'albero e la scarpata che c'era, Sì. tra l'altro c'era magari un poco di frisco, perché il sole, l'albero faceva l'ombra, Sì. e non poteva scendere, perché lo sportello non poteva rapere, No. che andappavano dall'albero. Perciò, Signora Rosa, mi ho dovuto, lei capisce, no? Sì. Abbiamo un'età, certo. a passare dall'autosetile, c'è a leva do cambio Sì. così, c'è un freno a mano così. ci sono degli impedimenti, Ce l'hai da diciamo, tutte le quantomeno direzioni. degli impedimenti. Là devi stare attento, Certo. e io mi scendo i piedi nel momento che, signora Rosa, Che ha fatto? gli organi genitori, Va bene, sì. Perché nel passare i Paesi Bassi, da un posto all'altro bisogna stare attenti, beh, però ce l'ha fatta. Ce l'ho fatta, ma quando scendi, parlava così, quando scendi. Perché l'urto può causare Per questi qualche problemi. paio di minuti parlava così. Vabbè. Basta, scendo dalla macchina, Sì. chiudo un sportello, mi giro Eh? per andare a farci visita al manicomio, questo mio amico, Sì. perché bisogna andare negli Sì. ospedali a trovare gli amici, Sì. in carcere a trovare... Ognuno c'ha Giusto, bisogno, ci bisogna andare. Basta, l'occhio mi cade nella ruota del posteriore di dietro di mano ritta. Dove No. le cade, scusi, perché deve essere preciso, didascalico, L'occhio, corretto. L'occhio mi le cade nella su. ruota del posteriore di mano ritta, di destra. Scoppia. Scoppia. Puttana da miseria, vabbè. dice una cosa. Però stavolta ci stava, questa imprecazione ci stava. Con gliela quel faccio caldo, passare. e allora io che mi pigliai la patente Sì. e mi ricordavo tutto come si cangia a ruota, Sì. c'era scritto quando io studiai, prima si leva la coppa, Sì. poi si svitano allentandoli un poco, Sì. tutti e quattro i bulloni, Sì. poi si fa un altro giro, non bisogna luare un bullone, si allentano tutti quanti. E allora che fece? Siccome io andavo in macchina, coppa andaio una sola, e l'aveva andata a ruota davanti, Sì. a girare, stando attento, Certo. a pigliai, ci ha messo andare a ruota di dietro, Bravo. poi mi accalai e ci alluai, Bravo. perché c'era scritto lavare la coppa, sbettai i bulloni, Sì. alleggialleggi, tutti e quattro, Sì. meno male che avevo cricche, Certo. perché io non mi porto mai, da volta ce l'aveva. Sì. Basta, io sai a macchina, i bulloni già l'avevo allentato, li sbettai tutti, Sì. con grande senso dell'ordine, Bravo. questi bulloni c'era la coppa in terra e ci misi i 4 bulloni da sopra. Perfetto. Se voi ci avete presente un macchinone che si chiama Fiat 600, Sì, l'ho appena detto, l'ho detto prima, sì. sapete che il cofano ce l'aveva davanti. Certo. Un cieca tua, ci su cofano, un squalo, Sì. cauca aperta. Questa macchina Così, sembra uno squalo con le fauci aperte. La ruota è davanti, io vado, mi sa la coppa in terra, ci misi i bulloni, pigliai a ruota. Bambuni, vai io per pigliare avanti, mi scordai che c'era la coppa, ci cantai una pedata, e cascavo un da scarpata. Sì. Oh, te la coppa! Posa a ruota. A cominciare a scendere piano piano. Guarda che tragedia. Ma una tragedia. Una tragedia. Una giornata di vento, caldo, suli, Cioè, vento. un parcheggio di automobile, guarda cosa sta diventando. Arrivai da sotto. Sì. Che la coppa la vedevo, Certo. che luccicava. A trovare da per scendere da sotto, signora. Difficile. Una discarica di munnizia era Vabbè. da sotto. Avanti che arrivai, Sì. piglia la coppa, li poteva trovare i bulloni. I bulloni non certo, c'erano. i bulloni chissà dov'erano. Dov'erano? Certo. Però io Piccolini. mi conosci da Sì. sotto a cercarlo e c'erano cacchine di conigli, cacchine di cani. Va bene, guardi, Susi, ci vuole descrivere tutta la spazzatura o No. le cose brutte che c'erano? voglio dire, no. voglio dire che la cacchina di cane ristagnata da qualche giorno mi parevano i bulloni. Cioè io pigliavo ecco, ho capito. e me ne accorgevo dopo che erano le cacchine certo, di cane. certo. Basta, Sì. arrivato a un certo punto, Sì. mi dovete credere, mi veneva di chiangere. È chiaro. Mi tornai a chiamare da sopra, stentando, Sì. cercando di acchiapparmi con l'erba, chi c'è spugli. Arrivai da sopra, fermo, con la coppa in mano, a ruota scoppia da, Sì. la macchina battuta da là, Certo, è chiaro. un cofano in esatto, Sì. a ruota mi andò con Una schifezza proprio. sangue della tentazione. Ma che fare? C'era un pazzo affacciato dalla finestra, che si aveva tagliato tutta la passata. Sì. Mi sa così. Che guardava? Sì. Sì. Io mi fa pss.
Dice, ciao. E fai, dice, scusa, fai una cosa. Sì. Dice, ci svitti un bullone dell'auto di 3 ruote. A così da ogni ruota ce ne restano 3. Tu ne accucchi 3. Giusto. E ci metti a ruota con 3 bulloni fino a quando arrivi in do primo meccanico. Perfetto. Dice, grazie. Bravo, certo. Ci aspettai i bulloni. Dice, come dissi Ido. Cioè, tu l'hai a mettere la coppa. Sì. Ci disse, grazie, mi salvaste la vita. Ma mi stava ieno. Ci disse, scusa, ma tu, con sta grande intelligenza che hai, Sì. ma come mai sei ricoverato come manicomio? Risposta? Questo metallaro mi disse, dice, oi, dice, io sogno pazzo, non è che sogno scemo come te e la Rosa. Vabbè. Non lo so. Va bene, guardi, sa Brutta perché le ho nomina, fatto raccontare una questa brutta cosa? nomina. Perché invece, così come ha fatto il nostro Simone Cristicchi, che tra l'altro saluto perché sarà con noi in giro per l'estate in varie piazze, dedichiamo questa storia che è simpatica e divertente a tanti amici, a tante persone che hanno seriamente problemi di mente, che Simone Cristicchi ha attenzionato e ricordato con la sua canzone, che noi vogliamo assolutamente ricordare affinché non vengano invece dimenticati. Quindi facciamo loro un applauso e ne salutiamo tanti che ci seguono. Allora, signor Litterio, solo un'ultima cosa voglio sapere, poi dopo vedremo la sua scenetta. Suo cugino Alfio? Bene, magnifico. Come sta? Buono, Che tranquillo. problemi ha avuto ultimamente? No, niente, anzi ora ha lavorato benino, perché Sì? ci hanno dato un posto mercatino, quindi fa un venditore ambulante. Ah, bene. Sì, per 3 mesi sta vendendo ora pesche, ciliegie, pomodoro. quindi frutta? Frutta, Frutta- peperone, Esatto. un posto di frutta. Ma ha fatto qualche... No, tutto buono, sta travagliando, a me non ha combinato niente. Sua per moglie? ora. Come, mia moglie? La moglie sua? E ne parliamo, signor Rosa. No, un attimo ne vorrei parlare, perché lei l'altro giorno ci ha detto che sua moglie, insomma, non era esattamente uno stinco di santo, Ce l'abbiamo detto noi due in camera a Carratà. Sì. Come si chiama sua moglie? Graziella. Non è a caso che si chiama Graziella. Perché? Che è un poco buttanella. Ma che c'entra? Ma che... Rosa. Ora perché fa rima? Allora Antonella, Graziella, ma lasci stare, non si dice, non è vero. non è Questa vero. Antonella, questa Antonella. No, dico, fa rima sempre con ella, con quella cosa lì. Ma io è vero, è preciso. Graziella, Donatella, Antonella, ma non è vero. Ma poi sono tutte queste femmine. Ma non le conosco io, però tutte finiscono... Ma lei perché non mi parla mai di femmine? Perché non me ne parla Non è mai? vero, non è- Aspetta, scusate un attimo. Sì. Ma a lei ci piacciono i femmine? Certo che mi piace, io sono- Allora perché non me ne io, parla io mai? sono felicemente sposato. Felicemente Sì, sposato? sì. E sua moglie è felicemente sposata? Bisognerebbe chiederlo a lei, non lo so. Penso di sì, qualche Ma- volta temo di no, però insomma... Ma io lo a so, giudicare non da mi ha quello mai che- parlato di femmine. Io parlo con Grecchi che è carriere, chi appena non perde occasione, Esatto. subito. Senta, ma perché? Io mai! Ma perché io sono un tipo discreto, non bisogna parlare, ognuno si tiene le cose per sé. Non è che è gaio lei, no? No, stia tranquillo, non sarebbe un problema, Certo. diciamolo, però non è così. No, Senta, perché Graziella è così? E poi dopo andiamo in pubblicità e chiamiamo, non lo dico perché sennò cominciano a chittare voci, però chiamiamo Pablo dopo, Allora? Perché signor Rosa, lei lo sa, perché l'altro giorno mio cugino Alfio Sì? stava giocando alle carte al circolo, si avvicinava una personetta, Sì. che si fa l'affare c'è so, Vabbè, perché poi alla fine la gente è sempre un pochettino curtigliara, e ci dissero, Sì. dice, sai Alfio, dice, passiamo ora sotto a casa tua e sentivamo a tua moglie che faceva schiglie. Sì. Dicevi, curra a casa, forse ci succedeva qualche cosa, qualche disgrazia. Perciò Alfio subito lasciava le carte, lasciava tutte cose, gli va a casa come un autotreno. Perché quando c'è un sospetto, diciamolo No, francamente... chi non si scandava che c'era successo qualche cosa. ho capito. Che c'era successo qualche cosa. E ci disse, dice, tua moglie fa schiglie. E ogni tanto si sente... appunto. Quindi il sospetto c'era. No, io pensavo che come l'esorcista si sta trasformando, si sta succedendo qua. Partivo, sfornava la porta, attraversavo tutto il corridoio, in fondo c'era la stanzetta, io non ti servare, che io pareva un bisonte, potapom, no, corridoio. Si alzavo, era con la camicia da notte trasparente, il bello bollo, chiedo curto, il bello bollo quello... Che cos'è il baby ball? Scusi, che sei un pallone da calcio, cos'è? Il bello bollo, quello che c'avevo coso tutto... ho capito, il baby doll. Baby doll. Baby doll. Certo, che aveva, tutto aveva la crepe misa tutta...
Cos'era, scusi, era dolce o salata? La crepe... Ho capito, la crepe che aveva sotto era dolce o salata? Scusa, mutate il mascolo più davvero quando ci parlo che mi capisce. Che cos'è la crepe? L'avete capito? C'aveva sta crepe che era nera, che poi aveva il coso che ci attacchi... Cos'è la chepiere? Che cos'è? Questa qua. È la crepe. La chepiere. Io sono un maschio, vero, che le conosco queste cose. Perché io ne aveva conosco. per caso la culotte, aveva la culotte. Graziella? Che cosa? Graziella sì, signora Rosa. La culotte l'aveva? Sì, perciò appena Alfio era più alla porta da stenzeletto, l'ha trovata con questo ball trasparente, la crepiere di sotto. La crepiere, sì. Perciò Alfio come ha visto ci dice, ma come ti senti? Sì. Io dice, buona. E perciò i medici mi hanno detto che facevi schicchi, che hanno sentito urla. Sì. Io dice urla qua. E io dice no, non esiste ulla qua, semmai esiste ulla là. Certo, va bene, d'accordo, eventualmente. Ma io dico... Perché dice, mi sta venendo il dubbio che poi mi hanno detto che sentivano anche la voce di un uomo. Sì. Perciò io dice, ma tu come puoi mettere in dubbio una cosa di questa? E in Docoggio era tutta russa. Perché voi donne dovete sapere che quando un uomo acchiappa una donna... Che sta facendo lezione? Sì. Vabbè, faccia lezione. No, perché non se lo ricordano più. Va bene, sì. Molti sicuramente non se lo ricordano. Con i mariti che hanno. Lo so. Perché poi i mariti sono così. Come so? Trascurano a moglie e pensano all'altre femmine. E allora alle mogli poi bisogna ricordarcelo. Certo. Praticamente quando... E le mogli quando sono trascurate dai mariti che fanno? E c'è su una verso, anche qui lo diciamo ai mariti che fanno questo. Perché poi no. C'è per esempio che diventa brevissimo in cucina. Sì. Come esce dalla cucina su cosa fatuosa, ma da cucina su brevissimo. Vabbè. Basta. Sì. Avevo tutti i segnali in Docoggio, perché questo con la barba che aveva. Sì. E cioè io da Taleao ci si sente, Graziella, mi devi dire la verità. Perché se non mi dice la verità che la devo scoprire io la verità. Qua faccio una carneficina. Casdurrubo, ma caracas. Sì, quando dimmi dov'è. Dubita diventa selvaggio. Ida giustamente, come tutte le donne sanno, sabbiamo in negativa. Sì. Dice, ma cosa? Qui non c'è nessuno. Nessuno? No. Arrivo all'armadio, Niente. Qua non c'è. Niente. Lascia che lo trovo. Sì. Qua non c'è. Niente. Lascia che lo trovo. Sì. Qua non c'è. Non c'è. I cassetti dopo, qua non c'è. Qua non c'è. Col salto, proprio così. Sì. I cassetti do comodino, qua non c'è. Ma come poteva essere un uomo dentro il comodino, scusi, dentro il cassetto per giunta? In quel momento la rabbia non ti fa capire che è vero. La più spurtelle do comodino, qua non c'è. Niente. Se calavo sopra l'armadio, caseggia, qua non c'è. Niente. Se calavo sotto letto, qua. L'ha trovato? Era sotto letto, sì. ancora nudo. Nudo, sì. Che già non era un granché. Poi coscando c'è un fatto di... Sì. Lei preciso. Sì, vabbè, alla fine ci vado di mezzo sempre io, come voi capite, vabbè. Perciò io... Me preciso. Lui, come ho visto, si girava a sua moglie e disse, Graziella, attenta a quello che mi risponde. Sì. Che cosa ci fa chi sto sotto letto? E io dicesse, sotto letto, niente. Ma so dire sopra letto a ballare a casa. Va bene, guarda, applauso per il signor Littero Scalesi che torna dopo.